Bentrovati, buongiorno alla rassegna stampa di TG Plus per quanto riguarda la provincia di Venezia. Si parte con la nuova di Venezia e Mestre, dove vediamo un sorridente Possamai che fa il colpaccio a Vicenza, il candidato PD che vince il ballottaggio, è il nuovo sindaco, ha battuto Rucco di 500 voti. Poi naturalmente vedete che anche sulla nuova di Venezia e Mestre, in tutti gli altri capoluoghi, il centrodestra può fare festa. Anche sono notizie che arrivano anche dai giornali nazionali che poi vedremo. Canal Grande, Verde, Venezia, un piano a difesa della città, confermata la presenza del fluorescina, poi scomparsa con la marea. La sostanza non è tossica, ma restano ancora i misteriosi autori. Cantieristica è boom, più 20% domani. Il via al salone nautico, spiagge, camping meglio degli hotel, l'occupazione è al 90%. 4 nuove rotatorie sperimentazione dell'estate. E overdose fatale, morto a 21 anni dall'allarme il conquilino. Queste notizie di cronaca, vedete che anche qui c'è una notizia in luglio e agosto, una zona rossa sulla Marmolada. La stessa notizia la troviamo comunque anche su altri giornali, adesso andiamo a vederli. La sinistra vince solo a Vicenza, il Dem Possamai sindaco per 500 voti. Insomma, si parla molto della battaglia di Vicenza, dove ha portato a casa la poltrona di sindaco Possamai. Centrosinistra flop, cade anche il Fortino Rosso di Ancona. Meloni premiato, un buon governo. Brennero, Italia e Germania contro Vienna, giovedì divieti per i tiri al centro del vertice dell'Unione Europea. Incidente o sfida, si parla di Venezia, la beffa, rimane un giallo e Canal Grande verde, flu, ancora ignote le cause del fenomeno. Per andare sul Corriere del Veneto invece vedete che anche qui c'è una fotonotizia enorme di un sorridentissimo Possamai che porta a casa Vicenza. Vince Possamai, Vicenza cambia colore. In Veneto l'unica vittoria di peso del centro-sinistra, nasce l'asse dei capoluoghi con Verona e Padova. La festa in piazza con i big del PD e squadre amici, viva Giacomo, che tra l'altro è anche un simpaticone, l'abbiamo conosciuto anche noi nel nostro TG Plus. E il Mose, il conto sale al 6,7 miliardi. Qui insomma c'è anche da capire perché la Corte, le commissioni, le criticità superate, tante cose che bisognerà andare a leggere e sentire, soprattutto seguire. La macchia verde di Venezia, anche qui viene riportata l'ipotesi di una mano maldestra. Mentre se andiamo a vedere la nuova di Venezia e Mestre, che abbiamo visto all'inizio, ha riportato più o meno le stesse notizie che abbiamo anche sul nostro TG Plus. Vedete laguna colorata di verde fluorescente, indagini in corso, la CGA, 7 furti su 10 nei negozi restano impuniti. Altre notizie che trovate all'interno della nostra pagina. È tutto per oggi.